L'Arma è presente sul territorio proprio per questo genere di eventi, quindi vicinanza alle scuole, stimolo a creare una cultura della legalità e dell'apertura verso le nostre istituzioni in un'ottica di collaborazione, di ascolto attivo e di prossimità. Siamo qui per voi e si dimostra anche con questo. È stato aperto un dialogo costruttivo con i ragazzi che hanno esposto tutti quanti i loro dubbi in un'ottica di costruzione appunto di un percorso, e quindi rispondere a queste perplessità e creare l'idea di un'Arma, di un carabiniere vicino alla popolazione è fondamentale sin da questi contesti. Si continua a fare squadra a Realmonte, è un incontro proficuo quello di stamattina presso l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte con l'Arma dei Carabinieri. Il tenente ha spiegato le regole comportamentali, civili, sociali, morali ai ragazzi, ha mostrato una serie di slide molto significative anche riguardo all'evento pandemico, quindi al periodo più brutto e più buio che il mondo ha attraversato negli ultimi anni, sempre da un punto di vista propositivo e sotto il profilo della legalità. Quindi che dire, io ringrazio l'Arma dei Carabinieri, ringrazio l'Istituto Comprensivo di Realmonte nella persona della dirigente, la professoressa Fazzi, e ringrazio i ragazzi che hanno mostrato attenzione sin dall'inizio e fino alla fine dell'attività che è stata posta in essere stamattina. Ancora una volta la scuola si interessa ai problemi della società e in particolare ad affrontare il problema della legalità. Spesso nelle scuole si parla di legalità, ma i ragazzi la vedono come una cosa distante da loro, anziché capire che è la concretezza della realtà e del mondo quotidiano che vivono momento per momento, giorno per giorno. Oggi abbiamo i Carabinieri col tenente Rutigliano che sta tenendo una lezione ai ragazzi e speriamo di stimolare ancora di più la loro curiosità e il loro interesse verso una società sana, fondata sulla legalità.